pomeriggio da Epoca Nostra Channel e della Libreria del Corso, e anche buon anno, dato che è la prima puntata questa di Epoca Nostra Channel delle Pagine del Tempo che andrà in onda. Il romanzo che vogliamo presentare oggi è un romanzo storico scritto da Antonino Rallo, classe 1954, e si intitola Usanza di mare. Usanza di mare viene alla luce nel 2003 sotto PS Advert Edizioni e poi successivamente ristampato nel 2012 da Coppolo Editore. E grazie anche all'assillante richiesta dei fan di Antonino Rallo e anche da chi sentiva parlare di questo romanzo e comunque voleva leggerlo ed entrare a conoscenza. Due cenni su Antonino Rallo mi sembra giusto farli. Nasce appunto a Trapani nel 1954. Terminata la maturità nautica si imbarca su navi mercantili e lì inizia a studiare, insomma, e completa gli studi linguistici che poi successivamente lo porteranno ad abbandonare Trapani e a insegnare inglese in un liceo di Vicenza. Appunto, Usanza di mare, romanzo storico, si narra la storia di Diego Martinez, un trapanese, appunto, figlio di un soldato spagnolo e di una ragazza trapanese, che viene alla luce verso la seconda metà del 1600. Di vivace intelligenza trascorre un'infanzia pressoché tranquilla, fin quando poi giustamente le avversità della vita iniziano a farsi sentire, e crescendo si imbarca, e da lì Usanza di mare vuole che venga rapito dai turchi, dai pirati turchi, che era una figura temutissima allora, soprattutto nel trapanese o nel palermitano, che insomma si sente spesso raccontare di questi pirati mori che assaltavano le coste nostrane. E viene appunto fatto prigioniero e portato a Tunisi come schiavo, costretto ai lavori più degradanti e a rischi soprattutto notevoli. E infatti, data l'austerità della vita, data la voglia di ritornare in patria, data la voglia di riscattarsi, e convinto soprattutto dalle nerbature e dalle punizioni ricevute, Diego, attraverso i suoi compagni di avventura, che poi leggendo il romanzo scoprirete chi sono, divertentissimi, riuscirà appunto, purtroppo non più in tarda età ma in età avanzata, a andare via da Tunisi e riscattarsi, insomma crearsi una nuova vita. La storia è tratta da un fatto vero. Diego Martinez è una persona realmente esistita, insomma, a Trapani a quel tempo. E si disloca praticamente tra Trapani, Marettimo, Lampedusa e Tunisi. Luoghi affascinanti descritti dallo stile di Rallo, misteriosi, particolari, raccontano un Settecento mai troppo lontano. Scorrevole e piacevolissimo, con un'abbondante tinta di ironia tragicomica. Usanza di mare ci farà navigare tra le pagine, regalandoci un pezzo di storia sapientemente messa su carta dalla penna di Rallo, regalandoci appunto un viaggio attraverso la fantasia che non annoia mai il lettore, e riportando oltretutto alla memoria vecchi detti, fatti, leggende, e quel po' di sapienza nostrana che purtroppo via via si sta dimenticando. Molte persone, dopo la lettura di Usanza di mare, hanno ripercorso appunto le tappe di Diego Martinez, rivedendo appunto con occhi nuovi tutti questi posti, anche Marettimo, soprattutto le vie di Trapani, il centro storico, via Corallai, i vari bastioni, rivedendoli con occhi nuovi, occhi che solamente la penna di Rallo poteva ravvivare. Ricordiamo inoltre gli altri romanzi di Antonino Rallo, che sono Di calamari giganti e altre storie di mare, poi abbiamo L'isola di Re Ruggero, sempre sotto Coppola Editore,
stampato da Coppola Editore, e poi l'ultimo romanzo Pigafetta in Malta, che vi invito insomma a leggere perché si prospetta un'altra divertente avventura, insomma, come usanza di mare, però stavolta promette anche meglio secondo me. Comunque, niente, consiglio a tutti Nino Rallo, sia adolescenti che persone avanti con l'età. Non è un romanzo che ha bisogno, insomma, di una certa età per essere letto, va bene per tutti, è piacevolissimo, divertentissimo, e soprattutto per chi abita a Trapani o comunque è affezionato in un certo modo alla parte storica di questa città, vale la pena leggerlo, lo consiglio vivamente. Concludiamo con un piccolo brano, un assaggio, perché va gustato questo interamente, quindi già mi sento di profanare questo libro, raccontandovi così un piccolo pezzo. Qua si parla, stiamo andando a leggere di Contesta e Andrés, che sono i genitori di Diego Martinez, che avevano preso casa da poco, e quindi ancora Diego deve venire alla luce. Faceva molto caldo e la ragazza stava stesa sul letto per dare un po' di sollievo alle gambe, che reggevano a fatica il ventre degli ultimi giorni di gravidanza. Le lenzuola erano zuppe di sudore. Suor Clara, invece, malgrado il pesante abito monacale, sembrava fresca come una rosa. Lo spagnolo è stato di parola, mormorò la religiosa tra sé, e dopo aver appoggiato con delicatezza la mano sulla pancia di Contesta, come a propiziare un parto sereno. Poi, chiamato uno dei piccirilli che l'avevano seguita lungo la strada del collegio sino alla casa della giovane sposa, gli diede una capiente tazza di terracotta e un bel po' di tarì, accompagnati dal sibilo di un ordine. Vai in via Neve e fatti riempire questa tazza di sorbetto di gelsi. Né limone né anice, o gelsi o niente, e non fare sciogliere il sorbetto per strada, se no ti faccio squagliare io dalle scoppole, aggiunse. Il bambino tornò mezz'ora dopo, accaldato e trafelato. Nella tazza, non del tutto piena, c'era una porzione di sorbetto ben compatto. «Hai portato il resto?» chiese la suora, notando con sospetto un gonfiore nella tasca dei pantaloni del bambino. «No, sorella, non è rimasto niente», rispose il monello, chinando il capo. «Il sorbetto l'hanno fatto con l'ultima neve del magazzino ed è costato tanto». Un attimo e il bambino si trovò a testa in giù, scosso da Suor Clara, quel tanto da far cadere per terra il contenuto delle tasche. Ne uscirono 2 castagne secche, una trottolina da un tarì sicuramente comprata in una delle bottegucce da falegname lungo la strada. «La trottola la lasci a me», disse la religiosa con voce suadente, «mentre le castagne te le porti a casa, senza scordarti questa», aggiunse accompagnando le parole con una potente scoppola a mano piena. Allontanandosi, il monello a precipizio lungo le scale, le 2 donne rimasero sole. Malgrado il sorbetto, Contesta sudava ancora, mentre Suor Clara si guardava attorno con gravità. Voci lontane di bambini e grida di uccelli marini rompevano di tanto in tanto il silenzio del pomeriggio. Bene, data quest'ultima lettura, vi auguro ancora un buon proseguimento e rinnovati auguri dalla Libreria del Corso e da Epoca Nostra Channel.